ogni giorno che passa è un giorno drammatico, non è un giorno di ritardo, è un giorno drammatico che si aggiunge già a una tragedia. Si aggrava di giorno in giorno la situazione dei truffati dal crack delle due banche venete, che il governo si è impegnato a risarcire. Il DEF ha confermato che l'apposito fondo sarà finanziato nel bilancio 2019, ma dal Codacons chiedono all'esecutivo di modificare i criteri per l'erogazione di queste prime risorse. Attualmente è previsto un ristoro pari al 30% della cifra persa da ciascun risparmiatore, con un massimale di 100.000 euro. Una decisione apparentemente equa, ma che sostengono dall'Associazione dei consumatori non tiene conto della situazione sociale di chi ha perso ogni suo avere. Gli importi minori, questa è la diagnosi che facciamo noi, sono i più socialmente gravi, cioè chi ha un investimento alto in genere col 30% può anche avere più pazienza ad aspettare, ma chi ha importi minori non ce la fa. Il Codacons propone dunque al governo una diversa soluzione che, impegnando lo stesso ammontare di risorse, consentirebbe di recuperare completamente il proprio denaro a circa il 50% dei risparmiatori, mentre gli altri avrebbero comunque risorse sufficienti per poter attendere una nuova tranche di risarcimenti. Si proceda a dare a tutti, fino a una soglia, una franchigia di 40.000 euro, tutto. Per cui chi ha 26, 27, 28, 39.000, 40.000 euro incamera completamente il suo contenzioso con la banca, mentre gli altri, secondo il piano di rientro previsto dai fondi dormienti e integrato da ulteriori risorse se necessarie, hanno la possibilità di aspettare 1, 2 anni, 3 anni. In questo modo, spiegano i consumatori, si porrebbe rimedio alle emergenze sociali causate dal fallimento delle due banche, senza pesare troppo sulle tasche di chi ha perso somme maggiori. Ricordo che chi aspetta non riceve la somma ferma, ma la riceve rivalutata degli interessi legali e seduti e del tasso di inflazione. Quindi è un'attesa non dolorosa,